Aiutare le imprese nell'accelerare il processo di digitalizzazione per dialogare in modo più veloce e proficuo con la propria banca, sfruttando al meglio i flussi di dati e favorendo la trasparenza del rapporto azienda-banca. E questo è l'obiettivo di un progetto sperimentale che ha visto collaborare due realtà venete, Callaway e BCC Patavina, nel testare per un anno un'innovativa piattaforma che ha permesso a 20 aziende di essere consapevoli in ogni momento della propria reale situazione finanziaria e all'istituto di credito di gestire più velocemente l'accesso al credito, monitorando in maniera più efficace eventuali segnali di crisi e riducendo fino al 50% i tempi di istruttoria. Come banca di credito cooperativo, come Banca Patavina, abbiamo partecipato in maniera convinta a questo progetto che di fatto porta ad una digitalizzazione progressiva del rapporto tra l'impresa e la banca, ma certamente senza far venir meno la caratteristica peculiare del nostro modo di fare banca. Noi riteniamo che la tecnologia, l'innovazione sia molto utile perché consente di liberare tempo e spazio per consentire a noi come banca di relazione di poterci concentrare sul rapporto di servizio, di consulenza e di supporto alle imprese e ai nostri clienti. Il progetto, che è entrato nella sandbox regolamentare della Banca d'Italia, presenta una novità assoluta nel panorama delle piattaforme di gestione finanziaria. Il monitoraggio aggregato dei dati dei conti correnti, permesso dalla direttiva PSD2, è integrato con l'intelligenza artificiale usata per elaborare valutazioni prospettiche dei rischi finanziari. L'intelligenza artificiale è uno dei punti forti della nostra piattaforma perché sicuramente aiuta tantissimo. Abbiamo visto che riusciamo quasi a raddoppiare la velocità e a migliorare il processo del credito di veramente tanto. Tutte le attività che ora rimangono all'azienda oppure all'interno della banca, ma tutte le attività rutinarie e di estrazione delle informazioni vengono tutte digitalizzate.